Ora è il turno di Elisa Orrico e Greta Frontani con Rientra e Fuora. Ciao, siamo Greta Frontani ed Elisa Orrico e oggi vi presenteremo la nostra idea di corto Rientra e Fuora. Essere lasciati è una merda. Pensate essere lasciati durante la quarantena, rimanendo chiusi in un bilocale di 2 metri quadri, attornati dalla roba che la tua ex non sia ancora venuta a riprendere. Il baby doll che ti faceva arrapare più di un gol decisivo ai mondiali, il parquet rigato dai tacchi 18, la sigaretta sul comodino, la sigaretta elettronica sul comodino ancora sbavata di un rosso sbiadito. Insomma, una sorta di escape room a tema storie finite male, dalla quale non puoi liberarti fino all'arrivo di un nuovo decreto, che però sembra non arrivare mai. Questo è quello che succede ad Antonio, 30 anni di muscoli gonfi, canotte macchiate di sudore e tifultrà, che si ritrova costretto a trascorrere la clausura forzata, tormentato da tutti questi piccoli avanzi di ex andati a male, oltre che dal revival quotidiano dell'intero repertorio neomelodico di tutta la penisola, riproposto dalle voci stonate di tutto il circondario, da dei vicini ultra settantenni che non capiscono che devono stare a casa cazzo, e da uno stormo di comari in astinenza da uomini e donne che hanno deciso che sarà proprio lui il nuovo tronista di quartiere. Pronta a scendere per lui come corteggiatrice ideale, Carmela, una ragazza che lo punta da una vita e che con un culo che consola Tony più dell'account gratis di Pornhub. Ma forse non abbastanza da fargli dimenticare di 4 anni di relazione finiti male. Insomma, Tony vive immerso in un microcosmo popolare che sembra invadergli casa nonostante il lockdown e da cui lui cercherà di ripararsi spegnendo la luce e avvolgendosi in un piumone come la peggio Bridget Jones. O almeno lo farà fino a quando... Almeno lo farà fino a quando... Almeno lo farà fino a quando... Non sei pronta? Non sei no, pronta? non sono pronta. Almeno lo farà fino a quando non verrà a sapere che Gina, la sua ex dolce metà, che praticamente l'ha lasciato con la scusa di andare a fare scorte di lievito perché sennò finisce amore cazzo, adesso non è che sta rispettando le regole di distanziamento sociale, ma la quarantena se la sta facendo vicina, molto molto vicina, a un coglione completo di risvoltini, occhialetti fashion e camicetta simmetrica. Distrutto e in mancanza di una casella comprovata esigenza di rigare la macchina di quella stronza sull'autocertificazione, Tony prende e mette su una scenata che neanche Fabrizio Colora dei tempi d'oro, iniziando a disinfestare casa da tubini, reggiseni, baby doll, body contenitivi e lanciandoli tutti fuori dalla finestra per la gioia delle comari che accolgono ogni lancio al grido di non ce n'è Cornuti, non ce n'è! Buttato via tutto, però, Tony inizierà a soffrire sul serio il vuoto e la mancanza. Non della ex, ma di quella pila disordinata di seta sintetica e pizzo calpestato che ora, dal marciapiede, sembra chiamarlo. Sì, perché Tony, lasciato solo con troppo tempo tra le mani e troppi rossetti abbandonati, arriverà a scoprire che quei tacchi 18 in fondo sono comodissimi, che quel tono di rossetto è esattamente quello che cercava per il suo incarnato e che col baby doll non è mai stato più sexy, anche se non lo vede nessuno. Nessuno tranne, si intende, quel piccolo esercito di casalinghe che lo aspetta fuori dai balconi e che si sente adesso un po' le fate madrine di quella personalissima Cenerentola, quella con la voce roca e le scarpette di cristallo taglia 47. Rientra e Fuora è una favola ai tempi della fase 1, dove l'interno e l'esterno si incontrano in una danza senza confini. È un'idea per cortometraggio della durata di circa 10 minuti, che è nata su un balconcino similissimo a quello del nostro protagonista, dove quella quarantena da fine del mondo la stavamo passando anche noi due, e dove ci siamo accorti che tra le ringhiere in ferro battuto si aprivano intere strade che noi, proprio come Tony, non avremmo mai pensato di poter o di voler percorrere. È una storia che abbiamo buttato giù perché a volte restare chiusi dentro per un po' è proprio quello che ti serve per trovare il coraggio di uscire fuori davvero. E anche perché in quel grezzo, con la passione per il tacco 18, ci abbiamo visto nascosto un pezzetto di tutti noi. Grazie.